Siamo con Francesca Zara al termine di questo recupero della quinta giornata. Vicenza ha battuto un Bertide 60-45, ma in realtà vorremmo partire dalla fine perché noi dalla nostra postazione non siamo riusciti a vedere cosa è successo a San Martino in panchina, se hai capito un po' quale fosse la situazione. Sì, penso abbia avuto un malore, penso sia svenuta, non so esattamente cosa è successo, però adesso si era ripresa, però era necessario portarla in ospedale. Mi auguro veramente che si riprenda e quindi sì, spero che stia meglio, che si riprenda subito, ecco. Ecco, io volevo chiederti solo due battute magari su questa partita. Vicenza comunque ha vinto 60-45, il risultato sembrava già acquisito comunque nel momento in cui è successo questa cosa. Io volevo chiederti un commento veloce su quello che hai visto dalle ragazze oggi, se sei soddisfatta, se ti è piaciuta la prova di Vicenza di oggi. Sì, sono molto molto soddisfatta, veramente i meriti vanno alle ragazze. Come avevo detto precedentemente, stiamo cercando di lavorare velocemente sulle cose che più possono migliorare le nostre prestazioni e sono veramente soddisfatta. Hanno messo in pratica quello che avevamo detto, quello su cui avevamo lavorato in questi giorni. Abbiamo fatto comunque pochi allenamenti, quindi sono state ancora più brave a fare quello che avevo chiesto. Veramente complimenti alle ragazze e queste siamo noi, questo dovrebbe essere il nostro punto di partenza. Continueremo a lavorare soprattutto quando ritorneremo ad avere la settimana tipo e quindi più allenamenti, però veramente complimenti alle ragazze. Ultimissima domanda, domenica arriva Matelica, quinta partita in 15 giorni contro una squadra di alta quota. Io ti chiedo come vuoi preparare, visto che il tempo è poco, ci sono 72 ore, anzi 96, ma volevo chiederti cosa vuoi vedere dalle ragazze, come vuoi preparare questa partita. Sì, come è stato nelle ultime partite, abbiamo veramente avuto pochissimo tempo. Io continuerò a preparare, a lavorare su quello su cui abbiamo lavorato per costruire la nostra squadra, per costruire la nostra identità, quindi sicuramente preparerò la partita, ma sarò sempre per il momento ancora più concentrata su quello che dobbiamo costruire noi, quindi su quello che dobbiamo fare noi. Sarà una partita molto difficile, come hai detto tu, è di alta classifica e quindi non sarà semplice, ma come oggi cercheremo di mettere in pratica insomma quello che ci serve per far bene.